Good morning. Today we will prepare the cake so-called scapcia with ricotta, parsley and onion. We need ricotta, parsley, onion, egg, oil. Let's mix everything in the case. Let's add the parsley, the onion, the egg, and the oil. Let's mix everything. Once obtained this homogeneous mixture, let's proceed to put it in the foil of pasta that we have already prepared. Our foil of pasta is already ready. Let's distribute the mixture in the foil of pasta. Let's take the foil with the mixture containing ricotta, and let's go to roll it. Let's add some more oil, and let's wrap everything. The dish is ready to be put into the oven. We have prepared the cake so-called scapcia, but before to put it into the oven, let's pass some crude egg on it. This is the cake so-called scapcia with ricotta, parsley and onion. Once passed the egg, let's put it into the oven. The cooking in the oven must be made at 300 degrees. After about 30 minutes of cooking in the oven, let's check the cooking. The dish is ready. Dopo 3 giorni affonò a barca, taglia che forza Caiani va veloce, che con le corna muovono i valate, son era lesto a fare cina voce, taglia che forza Caiani va veloce. Tagliamo la pasta che rimane, senza ricotta, iniziamo a girare, aggiungiamo un altro po' di olio, e avvolgiamo il tutto. È pronto per essere infornato. Allora, abbiamo preparato le nostre scacce. Prima di infornare passiamo dell'uovo crudo di sopra. Questa è la focaccia di ricotta, prezzemolo e cipolla. Una volta passato l'uovo, abbiamo tutto il forno pronto e inforniamo le nostre scacce. Il forno deve essere a temperatura di 300 gradi circa. Allora, abbiamo messo in forno le nostre scacce di ricotta, prezzemolo e cipolla, controlliamo dopo una trentina di minuti la cottura, vediamo se sono pronti. Ok, allora il piatto è pronto per essere servito. Buon appetito!